Buon pomeriggio ragazzuoli, io sono Lord Perso, siamo ancora qui con Roma, dopo la difesa di Octo Duron, i simpaticissimi amici delle lame, dell'esercito delle lame, non si sono voluti unire a noi e c'è stata la battaglia abbastanza epica, possiamo dire, nel senso che comunque erano tre legioni conciate veramente molto molto male, adesso le vedete con le truppe unite, quindi sembrano un po' di più, ma in realtà non erano chissà che, contro i fratelli del metallo, che era invece una full stack. Però vedete ragazzi, siamo riusciti a stravincere la battaglia. Ora che abbiamo portato questo accampamento Octuron dalla parte di Roma, dobbiamo riscendere, anche perché ragazzi c'è un gravissimo problema, che sono i titani. Questo esercito che tenterà di farci la pelle. Sono ovviamente di Massilia, perché la problematica di Massilia non l'abbiamo ancora esaurita. Però purtroppo loro invece non si sono dimenticati di noi. Adesso cerchiamo di sabotarli con la spia. Purtroppo non è andata a buon fine e dobbiamo subito tornare indietro con le regioni e riparare in difesa. Loro sono 20 e anche ben armati. Quindi devo anche giocarmi bene le mie carte, perché insomma allora, queste due legioni qua possono arrivare fino a Genova, il che è buono. E poi posso portare quest'altra in posizione difensiva. Tra l'altro qua io, guardate che ho un potenziamento da effettuare. Diamo assolutamente più 10 alla campagna e diamo più 5 alla velocità di reintegro per tutte le unità. Direi che è buonissimo e lo facciamo alzare. Allora, andiamo qui e ci portiamo in difesa di Genova. Perfetto. Meno un minimo Genova l'abbiamo difesa. Qui andiamo a potenziare Patavium. Andiamo a fare... No, andiamo a potenziare la parte commerciale. Qui abbiamo un'altra legione che può venire in supporto a Roma e la porteremo qua. E bloccherà anche il ponte. Quest'altra legione, che è quella messa peggio, deve venire invece... no, la portiamo qua. Anzi, tanto non cambia nulla, la portiamo qui. La portiamo qui. No, la mettiamo qua. Così può aiutare Mediolanum, difende anche il ponte, insomma un po' di cose le fa. Qua c'è un problema anche di approvvigionamento di truppe buone, perché siamo messi male. Intanto andiamo a unire alcune truppe, perché come vi dicevo qua siamo messi male. Buttiamo dentro un po' di Velites, che male non fanno. Saranno più che altro di supporto, ecco, questi Velites qua. Ci mancano le caserme, che si sbloccano fra un pochino, quindi purtroppo è così. Sperando che questi non facciano il giro lungo per Milano, ma in realtà non riescono. Ah, vedi, non riescono. Allora, scusate, io tolgo questi. Se non riescono, mi porto qua. Mi portano qua e sono bloccato da una spia, maledetta spia. Vabbè, me ne vado qui a questo punto. E qua allora vado a reclutare i miei 4 uomini. Ok, va bene. Va bene. Guardate quanti soldi prenderemo il prossimo giro. Tantissimi, wow. Speriamo che non ci attacchino da Milano, da Coria, perché quello potrebbe essere un problema. Intanto io qui avevo una legione, eccola qua, stanziata di 15 truppe, ma io ne porterei anche un po' di più, tipo gli diamo 2 di cavallerie e... diamogli 2 cavallerie. Legionari non ne posso fare perché mi mancano i manpower. Manca il manpower, quindi potrei andare ancora dentro di... Allora, potremmo prendere sicuramente un Veritas. E poi... ma sì, un peregrino, dai. Un peregrino. Al prossimo turno tentiamo l'assalto di Noreia. Tentiamo, perché non so se ce la faremo. Oppure ripiegheremo in difesa di Mediolanum, a seconda di come andranno questi turni. Va bene, va bene, va bene. Il resto, ragazzi, siamo abbastanza messi bene, perché io non ricordo... Ah sì, qua c'erano i marseliesi, ma non sono un grande problema. Fatemi vedere. Questi sono ancora nostri alleati, anche abbastanza amichevoli, bene.
L'ideale sarebbe farci alleati anche questi, perché il problema è che per farci alleati dobbiamo far fuori. Intanto qui stavamo costruendo l'esercito, ma siamo ancora in alto mare. Poi adesso qui non abbiamo neanche i soldi per permettercelo, quindi andiamo a fare un'altra unità e le teniamo belle, belle in difesa. Qua addirittura abbiamo Garamantia, che Garamantia non è nostra nemica, ma neanche ci apprezza. E qui abbiamo ancora la maledetta, la stramaledetta Cartagine. Guardate vediamo se riesco a pacificarmi con qualcuno, tipo i Lusitani. Ma che figurati. Vediamo Massiglia. Ma figurati. Marsilesi, scusatemi, non Massiglia. Scintia Reale neanche. Qua vediamo loro. Ah, dai, ok, con loro siamo pacificati, dai, almeno quello. Non c'è stato nessuno scontro, un nemico in meno sulla mappa che può darci problematiche. Poi da qua io, appunto, vorrei pacificare Capsa in modo tale da averla come nostra alleata e poi magari andare a occupare un po' la costa se ce la fo. Se ce la fo, perché qua è un bel casino. Per il resto siamo a posto. Qui vedo una nave massiliese, ma non mi interessa. Qua abbiamo questa legione, ok. Qui è sempre la solita legione. Me la stanno massacrando a suon di... vabbè. A suon di pestilenze. Va bene, magari uniamo questa qui con questa. Ok. Tanto non ho bisogno di un grande numero di truppe. Almeno lì. Qui non ho più denaro, quindi non è che posso fare molto. Va bene, andiamo avanti. Adesso prenderemo una sbarca di denaro. Questo ci servirà per mettere un po' in sicurezza tutta Roma. La campagna è veramente lunga, ragazzi. Non pensavo di impiegarci così tanto. Spero di riuscire a snowballare un pochettino. Però è difficile perché ho tanti nemici contro. Praticamente tutti. Nonostante io abbia anche tanti alleati, eh. Bene, guardate questi che si ritirano. Questi mi preoccupano. Eccolo qua. Attacco alla città di Genova. Ma direi che, a parte queste truppe veramente scandalose, direi che subiscono alquanto. Allora, posso giocarmela. Magari non ve la faccio vedere. Ma in realtà no, dai. Tanto è così elevata che non ha senso. Giochiamo in modalità, direi, aggressione. E ce la giochiamo. Perfetto. Quanti danni. Va bene, ho perso un po' di truppe di questo esercito qui. Loro ne hanno perse veramente tante. I prigionieri li uccidiamo. Perfetto, abbiamo protetto, diciamo, ecco, il fianco... Diciamo, scusate, attenzione, una spia. Spia contro spia. Abbiamo protetto il fianco comunque. Hanno cercato di corrompercela, ma non ce l'hanno fatta. Il fianco della Cisalpina, ovviamente. Ok, tentativo di sabotaggio, ma che non è andato a buon fine. Diserzione dove? A Cartago. Nova. Diserzione. Vabbè, sarà la continua pestilenza che ci massacra. Io spero che non si sia buggata quell'unità lì, perché sono veramente non so quanti turni, veramente, ragazzi, che ci dà problematiche. Intanto qui abbiamo sviluppato bene abbiamo sviluppato tutta la provincia sì, diciamo, la città di Genova. Andiamo a fare un insediamento di tipo... Sarebbe interessante mercantile, sarebbe interessante. Allora, facciamo... Io qui ho il grano. Io direi di fare... Anche se qui abbiamo il vetro, che è il vetro che ci potrebbe sempre dare una mano. Potrei fare una darsena,
Potrei fare una darsena, visto che qui non c'è la possibilità. Direi che la regione deve avere la sua darsena. Allora, possiamo fare una cava di pietra oppure una miniera trincerata. Ulla. Più 5% generata dagli schiavi. Ma è interessante questa cosa, gli schiavi, è interessante. Interessante. Allora, mettiamo il campo delle unità ausiliarie e andiamo avanti così. Allora, qua, ok, la situazione è buona. Qui è buona. Qui, ah beh. No dai, alla fine allora hanno recuperato probabilmente con il turno di recupero attuale. Allora, però, fatemi vedere quante truppe, quali truppe. Ah beh, adesso però posso recuperare un po' di truppe. Peccato che non abbia il manpower per poterlo fare. Va bene. Ok. Allora, sperando che non scendano, ma non credo. Qui intanto abbiamo fatto la nostra legione. È pronta. Va bene, manca un'unità, ma va bene. Portiamola in posizione per attaccare Noreia e liberarla, perché non voglio assolutamente andare a occupare quei territori adesso, in questo momento. Allora, la spia la portiamo di qua, la facciamo spostare. Attenzione, Sedullo, signore della guerra. Portiamola un po' più in qua, così vedo anche le zone. Ok, sembrerebbe non esserci nessuno, quindi sconfitto questo esercito possiamo prendere tranquillamente il largo per qua o ricaricarci e difendere Mediolanum, perché Mediolanum secondo me ne necessita. Quindi abbiamo detto facciamo un insediamento a questo punto mercantile. Qui abbiamo diverse unità, diverse truppe. Avevo anche queste due qua, non me le ricordo. Boh, vabbè. Allora, portiamoci in posizione di attacco. Ok. Dice che non può effettuare. Allora lo portiamo di qua. E con questi... No, sapete che mandiamo avanti uno di quei due là? Dai, zio. Andiamo avanti questi. No. Dai. Ok, ce l'abbiamo fatta, via. E vabbè, qua li schiacciamo completamente. Non c'è neanche da... Andiamo a modalità equilibrio. Ma, vabbè. La distruzione era inevitabile. Benissimo, andiamo a uccidere. Bene, tanto ci ha fatto guadagnare un livello, ottimo. Allora, andiamo a fare un po' di battaglie in attacco. Il mantenimento lo abbassiamo e va bene così. Quindi questi in realtà... questi sono messi meglio, anche se sono poche truppe d'attacco. Questi sono messi un po' meglio con l'attacco, ma insomma, bene ma non benissimo. Non penso di essere in grado di conquistare Marsiglia, scusate, che ha 12, cioè scusate, 18 uomini in difesa, più le navi, più l'esercito. La vedo dura. Io attenderei, anche perché ho paura che mi buchino Mediolanum. Se mi bucano Mediolanum sono cavolini fritti. Fritti, anche se Mediolanum in realtà non è messa così male come difesa, Però preferisco giocare un po' più tranquillo. Poi è inverno, ragazzi, d'inverno non si attacca. Lo sanno tutti. Quindi ce ne torniamo indietro. Con loro torniamo indietro. Un po' di problemi di logistica. Con loro torniamo indietro, le manteniamo qua in questa posizione. È tornato il 10° canino capitone, che ci farà vedere cosa ci attende qua. Ok, non ci attende una beata
Mamma mia, signori, mamma mia, non ci attende una beata. Ho parlato troppo presto. Porca miseria, porca miseria. Per fortuna non ci attendeva. Chissà se ci attendeva cosa trovavamo. Male, 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 male. Male, male, male. Questo che movimento c'ha? Per ora zero, ma guardate, può arrivare fino a qua. Quindi riusciamo a difendere Roma. Scusate, Mediolanum, riusciamo. A parte che abbiamo un'unità di appoggio, eccola qua. Però, quindi teoricamente se lì non c'è, cioè, io spero che se c'è i martelli di Thor, questa unità qua, questo generale sta a nord, a sud magari è rimasta sguarnita. Lo scopriremo molto presto, lo scopriremo molto presto. Io direi di andare avanti ancora. Non spendiamo altri soldi. Teniamoceli in saccoccia. I massielesi continuano a rimanere sulle coste del Nord Africa, maledetti. Questi continuano a farmi entrare a voler pascolare nei miei territori. Un alleato è stato attaccato. Entra in guerra a fianco del tuo alleato, rifiuta, rompe l'alleanza. Allora, Pergamon per me va bene. Chi sono questi gli aggressori? Non lo so. Entro a fianco del mio alleato. Pergamon. Adesso andiamo a vedere chi sono quelli che li hanno attaccati. Allora, partecipa alla guerra contro di loro. No. No. D'altro Roma sta iniziando a essere in guerra con mezzo mondo. Qua direi che partecipiamo, ma giusto per prendere un po' di punti esperienza. Questi qua quanto li odio, che continuano a pascolare nei miei territori come se nulla fosse. Li liberiamo, tanto non mi interessa. Ecco, vedete che ho preso un po' di esperienza, grazie. Rivolta. Pestilenza. Quanta roba. Acculturazione. Allora, direi di andare. Sottomissione. Non sarebbe male avere più 10 di influenza nella propria fazione. Però comprensione culturale ci dà, con sincretismo, ci dà comunque delle buone statistiche. Pure integrazione. Andiamo sul sincretismo, che poi effettivamente è quello che fece Roma. Allora, bene, qua abbiamo aumentato il grado della nostra legione, del nostro generale, no, il grado della nostra legione. E andiamo tutto per l'attacco. Ok, ci siamo. Un'ottima legione questa, anche se ci sta in difesa, ma per l'attacco è veramente eccezionale. Allora, questi sono ancora qua. Ok, se io vado... Ah, posso fare solo assassinio, ma non lo voglio fare. Portiamoci un po' più in qua, così ci dà un po' più di visione, ma niente di che. Creiamo disperazione tra la popolazione. Tanto andiamo a occupare Mediolanum. Ok, perfetto. Bene, tra poco si sbloccherà un po' di roba. Questi li portiamo a Genova. E questi li portiamo qua, ai confini di Mediolanum. Perché poi l'obiettivo sarà quello di andare su. Questi a Genova li lascio. Ah, oddio, però in realtà non credo che Massilia possa crearmi delle problematiche, a dire la verità. Potrei portarli tutti su e andare a liberare Coria. Coria che, se non incontro la resistenza di queste... No, sì, la incontrerò comunque. La incontrerò comunque. Però adesso... vedete? Posso reclutare un po' di gente. Io qua adesso
faccio un reclutamento massivo. Ok. Ok. Beh, allora cambia la questione. Penso che 2 legioni siano sufficienti. Allora, fatemi vedere una cosa. Io potrei metterla in modalità imboscata e tenerla qua sul valico. Quindi la allontano da Genova. Ma no, marcia forzata no, imboscata. Mm. Dai, li teniamo in imboscata. Sul valico, pronti a fargli le chiappe. Se riusciremo, perché bisogna anche vedere se riusciremo. Loro possono arrivare fino a qua. Io direi a questo punto di spingerli oltre. Perfetto. Ah no, non posso più, vero? Niente. Quindi li teniamo così. Questi intanto si fanno il giretto e vanno qui. Oh là. Perfetto, non c'è nessuno. Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi Noreia dovrei riuscire a liberarla. E già liberarmi Noreia è tanta roba perché riesco a, diciamo, pacificare, a mettere con la presa di Coria, la liberazione data di Coria, poi mi faccio uno scudo qua sopra che non è per niente male. E poi posso commerciare, posso fare un sacco di cose. Faccio diventare Mediolanum veramente un posto di commercio con il nord. Come poi storicamente fu. Allora, qua io potrei effettivamente fare una e fare l'altra. Allora, mi piacerebbe molto attaccare Capsa e liberarla. Prima che questi infami se ne stanno qui a rompere le scatole. Va bene, lasciamo lì. Per ora, per ora. Qui andiamo a prenderci un po' di truppe. Ah, ok, è finito. Ok. Ma sì, dai, andiamo di cavalleria leggera. Ok. E facciamo una discreta forza, Una discreta forza. Comunque, tra di cavalleria, un'altra legione, un altro tiro. Non male, non male. Vediamo con chi siamo entrati in guerra, ragazzi, scusate. Con questi. Che sono questi qua, ah, sono queste brutte persone qui. Una fazione spawnata a caso, va bene. Saranno dei ribelli, qualcosa del genere, ma penso che vengano schiacciati tranquillamente dai nostri nemici. Intanto qui il catenaccio formato dai nostri alleati continua, benissimo. Benissimo, e direi di andare avanti. Allora, ci sono aiutanti, costruzione, popolazione. Va bene, pestilenza non mi era mai uscito, ragazzi. Eh, ci dice che non abbiamo, che non abbiamo sanitari adeguati, va bene. Qua effettivamente potremmo anche togliere questa caserma e mettere qualcosa di più profittevole. Però va bene, dai. Rivolta a Cartago, ma l'abbiamo già domata, va bene. Andiamo avanti. Alta, alta, alta. C'è un personaggio che... Eccolo qua. Posso aumentare le sue abilità. Allora, direi -1 la corruzione, ci sta sempre, e astuzia o zelo, direi, aumentiamo astuzia e via così. Va bene così. Allora, andiamo avanti. Bene, dai, allora questo turno qui le cose sono andate abbastanza bene, devo dire, non siamo messi così male. Qui c'è Cartagine che gira con le sue navi ancora, a darmi fastidio. Da un po' che non vediamo Cartagine, Ho paura che prima o poi arrivi con un attacco di quelli tosti. Però, ragazzi, adesso dobbiamo occuparci della parte nord perché dobbiamo difendere la penisola italica. Il suolo italico. Attenzione, attenzione, attenzione. Scontro. I martelli di Thor. Perché anche loro sono belli agguerriti. Però noi, ragazzi, abbiamo anche tutte le truppe di Milano messe bene, tra l'altro. Allora, fatemi vedere.
stravincenti e siamo anche in superiorità numerica. Siamo stravincenti. Abbiamo solo... ma anche loro non hanno... Abbiamo tanto tiro noi, dalla nostra. Tanto tiro potente. Cavalleria loro non ne hanno, quindi giocheremmo le lance come unità. E noi abbiamo però una cavalleria, giusto? Sì, una, compreso i due generali, quindi... 1, 2, 3 li farei fuori con la cavalleria. Ma io direi, ragazzi, non stiamola. Non stiamo qui a giocarla. Mi sembra veramente... Mi sembra veramente eccessiva star qui a giocarla. Non mi interessa tanto comunque. Io posso recuperare velocemente. Ecco, ti pareva se le nostre legioni fossero andate a scatafascio. Andiamo a uccidere i prigionieri. Ok. Perché recuperando adesso con le integrazioni... qua quanti sono? Ehi. Quanti sono qua? Calmi. Abbiamo veramente due legioni lì nel sud della Spagna a far nulla. Porca miseria. Partecipa alla guerra contro i Seulicidi? Assolutamente no. Assolutamente no. Quelli sono forti, eh. Trattato di pace con loro. Facciamo che ti faccio una controfferta. Non voglio il tuo cibo, ma diventi uno stato cliente. Accetta. Accetta di diventare uno stato cliente. Questa è interessante. Accordo commerciale, stato cliente. No, accordo commerciale no. Però stato cliente sì. Io non vorrei che però facendo lo stato cliente mi attacchi Pergamon. Onestamente. Però facciamo richiedi pagamento. Ma cosa dite, ragazzi? Cosa dite? Ah sì, dai. Ha accettato l'offerta, è diventato il nostro stato cliente. Perfetto, abbiamo guadagnato uno stato. Vediamo adesso il nostro alleato cosa ci farà. Se ci farà il culo oppure no. Non l'hanno presa bene, eh. Guarda, non l'hanno... ah no, scusate, sono loro diplomatici. Scusate, scusate. No, Scintia Reale, non voglio partecipare alla guerra. Manca solo la Scintia Reale. Vediamo come l'hanno presa i nostri i nostri alleati. Discussione in Senato nel frattempo. Diserzione. Grado aumentato. Ok, pirati. Ok, qua ragazzi, mamma mia, mi stanno massacrando. Mi stanno massacrando. Siamo a 17, ok. Va bene. Bene, intanto il rapporto a costruzione è andata bene. Andiamo a vedere un attimo come l'ha presa il nostro alleato, perché non credo che l'abbia presa bene. Allora... ah, ci vuole ancora bene. Versione culturale, trattati con... trattati con... oh, raga, abbiamo acquisito territori. Ah, guarda, ci danno anche, perfetto, il commercio. Però mi devi pagare. Alta. Moderata. Partecipa alla guerra contro questa fazione. No. No, io ti voglio accordo, pagamenti. $4.200. Perfetto. 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 Bene, abbiamo abbiamo anche questa regione. Adesso, guardate, abbiamo una bella visuale. Ci arrivano un bel po' di informazioni. Allora, ragazzi, vediamo qui come siamo messi con le truppe e poi terminiamo qui il gioco. Ok, siamo messi abbastanza bene. Loro sono messi decisamente male. Va bene, ragazzi, allora sappiamo già cosa farà Roma nel prossimo turno e nel prossimo giro. Va bene.
Dai, raga, che piano piano ce la facciamo a prendere, a prendere il largo nell'Europa. Dai, ragazzi, grazie per essere rimasti con me. Mi raccomando, ragazzi, ricordatevi di supportare questi video con un like e un commento. Siamo già a una valangata di episodi, ma ho visto che la serie è vista e mi fa piacere. Vi ringrazio per il vostro supporto e noi ci vediamo ad un prossimo gameplay. Ciao, ragazzi.